La nostra azienda ha una superficie di circa 7 ettari, 4 ettari sono a kiwi, 3 a colture orticole. Siamo nella zona di Verona Sud, è una zona che è sempre stata molto vocata alle colture orticole e frutticole perché era molto legata al consumo della città, quindi una volta si produceva quello che poi veniva consumato in città. L'agricoltura biologica e a maggior ragione la biodinamica sono due metodi di agricoltura che sono molto stimolanti, sono metodi molto più difficili perché hanno bisogno di più capacità, di una capacità di osservazione maggiore, di una maggior presenza, però danno più soddisfazione perché ragionando sulle cose si trova il modo di agire prima che succedano. La scelta del sedano è stata una scelta della coltivazione del sedano, è stata una scelta importante. Avevo l'esigenza di aumentare le varietà coltivate. Piano piano abbiamo anche imparato a coltivarlo perché è una coltura che ha delle particolarità. Sì, la prima volta che l'abbiamo piantato d'estate, dopo un mese mia mamma ha detto ma qua dobbiamo togliere tutto perché non cresce. Poi abbiamo capito che d'estate il sedano prima fa le radici e poi fa le foglie, quindi poi è partito, è cresciuto ed è venuto bellissimo nonostante se volessimo toglierlo perché non sapevamo come sarebbe cresciuto. Poi è una pianta molto generosa, è una pianta che cresce molto bene in questi terreni, per fortuna sono terreni sciolti, quindi è una pianta che ha bisogno di acqua ma non troppa, perché altrimenti si ferma di crescere. Una bella coltura da fare da noi. Io che osservo adesso l'azienda biologica, sono biologico da 40 anni, devo dire che il terreno pian pianino migliora, le colture migliorano. I parassiti, i funghi ci sono, però sono sempre meno, cioè mano a mano che il terreno è in equilibrio ci sono meno problemi, ecco. Questo non vuol dire assenza completa di parassiti, cioè i parassiti ci sono. Questo fa parte della biologia, con la complessità della natura, insomma. È l'utilità della biodiversità alla fine. Certo. Quindi il fatto di avere siepi, di avere boschetto, il laghetto, sono tutte cose che aiutano perché creano una complessità che aiuta l'elemento agricolo, quindi l'agricoltura, a diventare parte di un ambiente e non essere completamente staccata.